piccolo festival se si considera la durata, solo 3 giorni, ma sono 3 date, 12, 13 e 14 agosto, tutte imperdibili. Intanto perché Paesaggi con vista, diretto dall'attore e regista Vasco Mirandola, si svolge in un luogo favoloso, l'Anfiteatro del Venda a Galzignano sui Colli Euganei, e poi perché si tratta di serate davvero uniche. Nella prima, quella del 12 agosto, Vasco Mirandola e la piccola bottega Baltasar danno voce alla poesia contemporanea con ballate del nord-est. I poeti escono dalle loro stanze e girano per strade, fabbriche e tangenziali, raccontando il disagio e le ferite. Il 13 agosto, serata noir con Raise Storte di e con Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo. Una galoppata tra i fatti più sanguinosi accaduti in Veneto, dai tagliagole di ieri ai serial killer di oggi. Giovedì 14 agosto, infine, Notte bianca sotto le stelle, un carosello di poeti, attori, danzatori e musicisti che insieme al pubblico passeggeranno al chiaro di luna fino alle prime luci dell'alba, condividendo sogni e suoni. È consigliabile munirsi di coperte, sacchi a pelo e pile. Tutte le serate prevedono anche ghiotte degustazioni e, se piove niente paura, gli spettacoli si spostano all'Auditorium di Galzignano. Si chiama Una montagna di libri e da 5 anni porta a Cortina narratori, filosofi, critici e poeti di fama internazionale. È un appuntamento fisso che si articola in 2 sezioni, una invernale e una estiva, attualmente in pieno svolgimento in svariati luoghi della città, dal Palazzo delle Poste al Museo Rimoldi. Tra gli oltre 30 invitati a questa 10ª edizione, che si concluderà il 2 settembre, i prossimi ospiti sono Gualtiero Marchesi, il re dei cuochi, il romanziere e saggista Walter Siti, Vittorio Feltri con Buoni e Cattivi, Michele Mirabella con Cari amici vicini e lontani e poi lo scrittore americano Peter Cameron, mentre si preannuncia molto avvincente la serata clou del 15 agosto, dedicata ai misteri di Alleghe, il libro di Sergio Saviane uscito esattamente 50 anni fa. A parlarne ci sarà anche la figlia di Saviane, Valentina. E tra le varie iniziative collaterali c'è un Veneto di libri, un itinerario attraverso la produzione letteraria veneta contemporanea. Molto del fascino di questa rassegna viene dall'approccio con gli scrittori, una chiacchierata intima quasi a tu per tu. E poi c'è la magia del paesaggio tutt'intorno che fa il resto. Ecco perché Una montagna di libri è sempre seguitissima, una manifestazione di successo. Il violista più famoso al mondo, il russo Yuri Bashmet, è il protagonista del nuovo festival sulle vie del Prosecco, ovvero 5 appuntamenti dal 25 al 31 agosto nei luoghi che danno origine al celebre vino spumante italiano. Bashmet, in qualità di direttore artistico, ha concepito un cartellone itinerante che si apre e si chiude a Conegliano, passando per Colle Umberto, per il teatro Lorenzo da Ponte a Serravalle Vittorio Veneto e per la splendida abbazia di Follina. Accanto a Bashmet e alla sua prestigiosa orchestra I Solisti di Mosca si esibiranno alcuni dei più acclamati concertisti internazionali, come la violoncellista Jing Zhao, il cornista Radovan Vlatkovic, il violinista Vadim Repin e la pianista Irene Veneziano, semifinalista al blasonato concorso Chopin di Varsavia. E questa prima edizione del festival riserva anche una particolare attenzione alla coralità italiana. Tra un concerto e l'altro è in programma una masterclass tenuta dalle prime parti dei Solisti di Mosca, gratuita per le scuole di musica locali. Per informazioni chiamare il numero verde 800 910 636. La serata finale avrà come ospite Ksenia Rapoport, la bellissima attrice russa, Coppa Volpi a Venezia nel 2009. Tutti i concerti iniziano alle ore 21.